Buongiorno a tutti. Io vi porto semplicemente la mia testimonianza personale di un'esperienza di lavoro che girava intorno al modello che è stato creato per il club e anche la mia testimonianza ed esperienza personale in quanto membro del club. Io mi occupo di architettura, di interni, di design, un po' in giro per il mondo e posso dire che, per esempio, negli anni che lavoravo su e giù per gli Stati Uniti, a metà degli anni 90 fino al 2001, che cambia il mondo, la prima volta, il secondo giro di cambiamento è oggi, lavoravo per una compagnia italiana, una società italiana di Vicenza, in amicizia con l'allora vice president, che praticamente fungeva da proprietario. L'azienda tanto male andava a Vicenza, tanto bene andava negli Stati Uniti. Tant'è che a un certo momento il management, quindi questa persona e tutti i managers che lavoravano attorno, hanno l'opportunità di acquisire questa società, questa compagnia. Solo che ci vogliono 30 milioni di dollari e loro non li avevano. Attraverso il sistema, appunto, che esiste nel mondo anglosassone in generale, hanno avuto l'opportunità di accedere a questi finanziamenti, ma non perché erano amici degli amici degli amici, semplicemente perché c'era un management capace, c'era un prodotto valido, c'erano dei numeri che supportavano quel business e quindi c'era un mercato. Di conseguenza i finanziatori hanno tirato fuori i soldi. Quindi questa persona nell'arco di 3 anni è diventata proprietaria di una compagnia che è passata da 5 milioni di dollari di fatturato a 50. E io questo passaggio li ho vissuti là perché lavoravo per loro, in quanto progettavo i negozi Coners un po' in giro per gli Stati Uniti, gli showroom a New York piuttosto che in California. E quindi ho capito, ho visto per la prima volta tutto questo sistema, porco cane, cioè un altro mondo, no? Poi l'anno scorso mi trovo con l'amico Mauro che mi prospetta, no, questa realtà che, devo essere sincero, insomma, mi ha lasciato, non dico poco perplesso, dico sì, è impossibile, no? Invece la realtà è stata esattamente il contrario. Tant'è che non solo io, ma anche la mia socia, che oggi non è qui, abbiamo deciso di entrare a far parte della business community, ma non solo per un merito, situazione economica, perché chiaramente, no, l'articolo quinto, pochi guys che ha vinto, questo penso, no, la conosciamo tutto, ma soprattutto perché per prima cosa, come primo approccio, abbiamo trovato delle persone che ci hanno ascoltato, hanno saputo ascoltarci e credetemi, almeno per la mia esperienza personale, che insomma un po' in giro per il mondo tra Stati Uniti e Cina negli ultimi anni ci sono stato, trovare degli interlocutori che ti sanno ascoltare è quel passo che ti permette di comunicare. Allora, solo esclusivamente se comunichi, non comunichi più solo sul fatto di get use case da prestarmi sì o no, tipico delle banche e tutto il resto, ma comunichi sul fatto di l'abbiamo la soluzione, la troviamo la soluzione. E quindi quando è partita questa comunicazione, poi c'è stato tutto il resto di grande supporto professionale, quindi team di persone che hanno saputo valutare il nostro progetto, che oggi è sul tavolo, di creare un piano di sviluppo commerciale, un piano di sviluppo di marketing, un business plan economico e un piano di flusso di finanziamento economico. Tutte cose a me, in quanto designer, soprattutto sulla parte finanziaria, un attimino complicate, ok? Ma io tutto questo l'ho trovato all'interno della business community. Questo è il valore di far parte di un sistema di questo tipo. Perché siccome qui da noi nel nostro Veneto, no, i soldi sono lo sterco del diavolo, tant'è che i frati di Monteberico
che tutte le domeniche chiedono la questa perché c'è il riscaldamento da pagare, ci sono i profughi da aiutare, tutte queste cose qua, no? Quindi ti scaricano addosso tutte le colpe di questo mondo. Settimana scorsa leggo una lettera al giornale di Vicenza, il direttore, c'era un credente che andava lì a messa tutti i giorni, un po' incazzato perché si è accorto, ha scoperto che ha 9 milioni di euro nel conto corrente. Allora che... sì, questa è una cosa di 3 giorni fa, 4 giorni fa, quindi, no? Allora, se usciamo dal fatto di vedere, no, mi domanda i soldi, tutte queste cose qua, entriamo veramente, direi, con un aspetto pragmatico su quella che è la relazione di quando si tirano fuori dei soldi, quindi comunico con queste persone, vedo se queste persone sono in grado, e lo sono, di aiutarmi in determinata situazione. Ecco che questo è un grande valore che abbiamo sotto casa. Questa è la mia testimonianza, in quanto, ripeto, insomma, un po' in giro per il mondo ci sono stato, e qui questa cosa non l'avevo mai trovata, mai. Questo è quello che volevo solo comunicarvi. Grazie.